Se noi avremo il federalismo sarà merito della Lega, se lo avremo fatto bene sarà merito di qualcun altro, merito nostro. Dopodiché la competizione viene anche su altri temi. Adesso che ho detto una cosa buona della Lega, perché ammettere che sei il federalismo, no, non sono affatto pentito, però è anche giusto mettere in evidenza la prima cosa che viene in mente qua leggendo un altro dei dati, l'attivo commerciale con l'estero del Veneto di 9 miliardi di euro. Nei confronti di Brasile, Russia, India e Cina popolare le nostre vendite sono cresciute del 30% quasi, in Cina popolare più 16%, 15% in Brasile, 30% in Russia. Allora vi ricordate chi voleva mettere i dazi? Era meglio mettere i dazi, le tasse, o era meglio fidarsi delle nostre capacità e della libera competizione? Ti voleva mettere anche le Sì, Tremonti è un fenomeno, ma non è un liberale. Volete un'altra cosa? Vero, in dicembre inaugureremo il passante di Mestre. Qualcuno se lo vuole ricordare che la Lega era contraria. Un paio di volte, 2 o 3 volte i ragazzi hanno detto c'è un matto che fa uno scherzo, dice di essere Tremonti. Allora dico passatemelo, e invece era lui. L'ultima volta che mi ha telefonato l'avevano defenestrato da alcuni mesi, quando Enel gli aveva chiesto e mi telefona per chiedermi dei consigli su questo libro sulla Cina che stava scrivendo. Io ho detto guarda, mi dispiace ma sbagli tutto, guarda che non è così, non servono i dazi, guarda che poi la Cina è un gigante dei costi della Cina. È vero che se tu senti l'artigiano che ha perso il lavoro, vi spiego, dice che è colpa della Cina, però guarda che non è così, sono estremamente deboli sotto tutti i punti di vista, profonde contraddizioni eccetera. Si è incazzato. Cioè va bene, ha detto, ho capito che non capisci niente di queste cose, e invece non è vero, era lui che non cosa, ed è una persona molto colta, molto in gamba, però ha un suo modo di vedere le cose e difficilmente accetta le critiche. Domanda secca per tutti e due: favorevole o contrario alla Robin Hood Tax? Impossibile. La Robin Hood Tax è una cosa impossibile da applicare, fa parte dell'ingenuità di Tremonti. Prima di tutto, se gli metti questa tassa la riversano subito sul consumatore. Certo. In più queste società, ti dico solo questo, se l'accettano ricordati che c'è il trucco, perché è pro forma che l'accettano, altrimenti basta che non arrivino in tempo 2 petroliere, mi spiego, e subito il prezzo va su. Io ero affascinato dalla Robin Tax. Dal nome? No, dal meccanismo, insomma, togli sì, è evocativa, insomma. No? Bene, adesso io posso confidare solo in una cosa, che quella volta avesse ragione Tremonti quando litigava con lui che sulla Cina aveva ragione, ma nella conclusione gli diceva tu non capisci, però spero che sbagli Bortoluzzi, anche se sbaglia poco nella sua vita, però insomma. E ti volevo chiedere se invece di aggiungere tasse parlassimo di toglierle, da dove ti posso rispondere per quello che riguarda la mia. C'è un sistema, io l'ho detto, io faccio 140 milioni di euro di passivo nella sanità. Allora sono costretto a mettere l'1% in più all'IRAP per essere in equilibrio, perché i conti sono in ordine, le agenzie di rating ci classificano come iperaffidabili, più affidabili dello Stato, però siccome la coperta è quella, io sono costretto ad aumentare un po' e sono costretto a non abbassarvi le tasse. Se mi pareggiassero quei 140 milioni di euro, io qualcuno magari lo potrei destinare a qualche investimento, ma la grande massa lo toglierei dalle tasse dei miei cittadini.